Teatro Park, laboratorio di pratica teatrale, questa è l'iniziativa che l'Associazione Parkinsoniani di Nuoro ha attivato per affiancare le terapie mediche con un momento socializzante rivolto alle persone affette da Parkinson che saranno guidate in un percorso artistico dagli attori Stefano Manai e Letizia Marras e dalla compagnia T. Il progetto, che è stato tra gli 8 finanziati dalla Fondazione Limpe per il Parkinson insieme alla Federazione Italiana Cuochi, si è piazzato al secondo posto a livello nazionale. La partecipazione è gratuita. Ieri nella sede dell'Associazione Parkinsoniani si è svolta la prima riunione per dare avvio al progetto, che sarà seguito sotto il profilo medico da un'equipe di specialisti. Noi da anni diamo la nostra assistenza nell'associazione sia ai malati che ai familiari con le terapie complementari, perché li riteniamo di grande importanza per molti motivi. Lo dice la parola stessa, complementari, perché completano la terapia farmacologica e danno opportunità alle varie persone di condurre una qualità di vita migliore. Uscire all'esterno, pubblicizzare anche l'associazione e perché no? E avvicinare anche parenti ed amici nell'interno dell'associazione. Abbiamo visto che anche l'umore cambia tantissimo quando si realizzano di questi progetti, perché noi ne abbiamo sempre realizzato diversi, sia Parkinsoniamo, laboratori di scrittura creativa, attività motoria, eccetera, e abbiamo visto che hanno cambiato radicalmente anche nel modo di proporsi di vivere la malattia. Noi abbiamo accolto molto volentieri l'invito che ci è stato rivolto dall'associazione Parkinson, anche se io personalmente non ho mai lavorato con pazienti con questa patologia, con questa malattia. Ho deciso di farlo con molta fiducia perché sappiamo che ci sono dei professionisti, dei medici che ci aiuteranno durante il lavoro. Noi sappiamo come partiremo, nel senso che sappiamo come iniziare il lavoro con i nostri nuovi allievi. Non sappiamo per fortuna dove arriveremo, dove ci condurrà il lavoro. Sicuramente inizieremo con delle cose forse più adatte alla situazione, quindi un lavoro magari più vocale inizialmente, più di narrazione, nella speranza che poi le persone abbiano l'energia e la voglia di alzarsi in piedi e di andare veramente in scena per produrre quello che spero sia uno spettacolo piacevole.